Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira birda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Apriamo dunque la nostra pagina informativa con linea diretta. Abbiamo già collegato con noi l'ospite che vado a salutare, che è Carlo Piemonte, direttore del cluster Legno Arredo Casa del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno direttore, ben ritrovato con noi. Buongiorno a tutti voi. Allora, direttore, perché oggi l'ho convocata in streaming? Per un semplice motivo, andiamo a fare un po' il punto della situazione dopo il mese di febbraio. Chiaramente non l'ho chiamata ai primi di marzo perché i dati chiaramente non erano ancora ufficiali. E allora al 18 marzo, situazione rispetto all'ultimo intervento, cioè a febbraio, come sta andando il trend? Ma diciamo abbiamo visto i dati del 2020 ci segnano un meno 10, meno 12% sulla export in particolare. Chiaramente questo dato va coordinato con le diversità che ci sono nei vari comparti. L'arredo, il legno arredo non è tutto unitario. Si basti pensare che l'arredo casa, quindi il residenziale, è ripartito, ha avuto buoni risultati. Veramente il nostro distretto di Brugnera sta veramente macinando bei numeri per poter significativamente ripartire, poiché è molto coinvolto con la casa. Il distretto della Sedia invece soffre di più perché è collegato con il mondo dell'hotellerie. Tutti gli hotel, immaginate, tutti i ristoranti, i bar, biblioteche, uffici, ovunque ci sono sedie e arredi, chiaramente sono fermi e lì si sta soffrendo particolarmente. Le aziende resistono, tengono duro, però non stiamo vedendo un marzo brillante, neanche a febbraio. Insomma, possiamo dire, da quello che abbiamo potuto percepire dalle sue parole, che per quanto riguarda le 3 aree del Friuli Venezia Giulia che fanno parte di un unico blocco, ricordiamo il cluster Legno Arredo Casa del Friuli Venezia Giulia, possiamo dire da una parte l'ex distretto del mobile in positivo, l'ex distretto della Sedia invece in negativo, non perché non c'è lavoro, perché lei l'ha specificato, nel senso che anche le aziende che hanno deciso di innovare, no? Di cambiare il trend e via dicendo, in questo momento sono ferme causa la mancanza di ordinativi dovuti al fatto che i principali clienti, i principali riferimenti sono tra quelli che hanno dovuto chiudere i battenti, tanto per essere chiari. Sì, esattamente. Sono comparti e sono imprese che sono caparbili, quindi stanno investendo, stanno resistendo e questo è il segnale più positivo. I lavoratori vengono tenuti, chiaramente c'è il tema della cassa integrazione, ma la forza lavoro è una forza, la parola stessa, la capacità di lavorare non è una cosa che si improvvisa, quindi ogni persona è preziosa. Va di fatto proprio preso atto che se i mercati non eseguono i progetti di nuovi hotel, non eseguono i progetti di nuovi ristoranti, è tutto più difficile, il mercato si assottiglia e veramente
auspichiamo che con i vaccini e tutto quanto per giugno-luglio si riparta un pochino seriamente. Chiaro. Senta, giusto per i non addetti ai lavori, un po' spieghiamo bene che cos'è il cluster arredo casa, arredo legno casa, perché magari qualcuno non capisce bene la differenza fra una cosa e l'altra. Ricordiamo che da qualche anno, insomma, non ci sono più i vecchi distretti come intendevamo prima, ma ci sono queste aree all'interno del Friuli Venezia Giulia dove in base al tipo di filiera, in base al tipo di prodotto, uno entra all'interno del cluster. Il cluster arredo casa, ricordiamo, fanno parte 3 vecchi distretti che sono il distretto della sedia, mobile e poi la filiera del legno in montagna, no? Sì, esattamente, ma si è passati da un concetto geografico a un concetto settoriale, molto aperto. I 2 distretti esistono concettualmente e territorialmente, non esistono più le ASDI, come chi si ricorda il direttore dell'ASD Sedia, no? I distretti ci sono forti come territori ad alta specializzazione e basti pensare che il distretto del mobile di Treviso, il distretto del mobile di Pordenone, il distretto della sede di Udine, questo asse è l'asse italiano più importante che ci sia in termini di fatturato di export, anche più dell'asse Como, Monza, Brianza, Milano, proprio perché sono dei distretti produttivi. Il cluster di per sé ha un duplice ruolo. Da un lato fa servizi alle imprese per l'innovazione applicata, certificazione o altro, ma dall'altro e soprattutto con le leggi regionali aiuta la regione, aiuta il sistema a crescere. Vedete sviluppo impresa, vedete tutte le attività a sostegno della formazione. Quindi ecco, il cluster va concepito proprio come soggetto che fa lo sviluppo di un comparto e qui cerchiamo di fare il meglio possibile per tutti. Certo. Senta, direttore, abbiamo parlato dei due distretti principali. Per quanto riguarda invece la filiera del legno in Carnia, che area tira? Ma lì da quando sono diventato presidente di Legno Servizi, il sistema è anche un po' più chiaro. C'è una voglia incredibile di crescere, di innovare. Abbiamo i nostri boschi che sono un valore aggiunto incredibile perché è materia prima preziosa e lo sarà sempre di più il legno. Da un lato c'è un problema a livello europeo di rifornimento del legno verde, si dice, del legno fresco, no? E questo è dato di fatto che le nostre foreste hanno questa disponibilità, però sempre con un taglio gestito in modo responsabile. Ricordiamoci che la maggior parte dei nostri comuni, 80.000 ettari, sono certificati PFC e quindi la garanzia di un legno di una foresta gestita in modo responsabile. Chiaramente il legno massello, il legno vergine, diciamo così, l'obiettivo finale è riuscire a dare tanto più valore possibile e lasciarlo sul territorio. Di un albero ci puoi fare travi, costruzioni, serramenti, pannelli, carta, una parte fai anche energia, quello che è a cascata rimanente. Quindi le nostre filiere, perché sono diverse, si stanno comunque organizzando. Adesso aspettiamo che smetta la neve e poi si inizierà anche a tagliare. Dicevo, per quanto riguarda invece il post tempesta Vaia, c'è stato un periodo in cui, diciamo così, gli alberi abbattuti sono stati pian piano recuperati, ci vorrà comunque ancora del tempo. Ecco, la situazione per quanto riguarda questi alberi abbattuti che verranno poi riqualificati, ci può dire quali sono le ultimissime? Sì, la Regione ha concesso la proroga ancora fino a quest'anno per la pulizia. Immaginate che togliere degli alberi abbattuti non è una cosa facile, soprattutto se in zone impervie. La cosa più importante però è toglierli, pulire, e la maggior parte possono finire o in produzione di pannelli o in alcuni casi diventano del cippato per l'energia. Proprio perché iniziano a essere secchi ormai, non puoi più farci grandi costruzioni, grandi attività. Tuttavia si cerca di recuperare il più possibile per trattenere quanto più valore. Quindi diciamo entro l'anno dovrebbero essere pulite tutte le sacche, quelle accessibili sul tema Vaia, entro la fine dell'anno. Resta un grande tema che è l'importanza della viabilità forestale, perché è ragionevole capire che una buona viabilità rende tutto più semplice, più economico, più funzionale e anche più sicuro. Perché laddove c'è un incendio, laddove c'è il bostrico, laddove ci sono 1000 problemi, se c'è una strada ci si può arrivare agevolmente, altrimenti non è così facile.
Chiaro, chiaro. Senta, direttore, nei giorni scorsi c'è stato questo webinar, no? Come va di moda adesso chiamarlo, questo live con gli studenti delle scuole del Friuli Venezia Giulia. Avete coinvolto importanti imprenditori nostri corregionali presenti per quanto riguarda insomma le varie attività. Abbiamo visto insomma un ottimo risultato alla fine. Sì, erano 500 gli studenti collegati in 10 scuole, di cui 2 università e un'accademia, e hanno partecipato Eddie Snyder, al quale oggi abbiamo saputo che è mancata la madre, la famiglia Snyder, quindi certo, Roberto, infatti approfittiamo anche per fare le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Snyder, la perdita appunto della mamma questa mattina, anzi della giornata di ieri per la precisione, però chiaramente la notizia è stata diffusa in mattinata. Esattamente, quindi imprenditori come lui, come Roberto Moroso, Simone Cavassi, altre persone del nostro territorio, del Friuli Venezia Giulia, abbiamo cercato di portare i giovani, purtroppo sono a casa, non possono andare a visitare le aziende. Abbiamo cercato di portarli con i cellulari degli imprenditori all'interno della produzione, all'interno dello showroom. È stata una bella esperienza che continua. La prossima settimana c'è un'altra puntata. In 2 settimane affronteremo una tematica diversa. Certo. Senta, però da questa situazione un po' anomala, no? Dove almeno per quanto riguarda la mia e la sua generazione non eravamo abituati in un certo senso, no? Emerge, possiamo dire così, emerge anche la voglia di fare impresa in maniera diversa, no? Perché prima il cliente te lo portavi in casa direttamente, no? Adesso invece concettualmente chiaramente devi, come si dice, devi fare di gioco forza virtù, come direbbe qualcuno, devi portarlo indirettamente, no? Cioè attraverso i nuovi sistemi social e via dicendo. Secondo lei, da una parte chiaramente c'è la penalizzazione perché vuoi che il lavoro è fermo e via dicendo, mancano nominativi e ordinativi, però dall'altra possiamo dire che potrebbe emergere anche una nuova generazione, no? I cosiddetti nativi digitali per quanto riguarda l'impresa del territorio per il domani, no? A breve in un certo senso. Ma sicuramente da questi eventi nascono molte opportunità, attenzione che nascono anche molte rogne, no, in questo periodo, però effettivamente ci sono delle opportunità. Va detto che il nostro territorio è un territorio manifatturiero, non è è un tipo che sì, commercialmente è una regione che sa commercializzare, però siamo principalmente manufatturieri, produciamo, no? La dinamica evolutiva in un maggior approccio commerciale sarebbe auspicabile perché ci porterebbe più vicino al mercato, no? Quindi l'internazionalizzazione digitale, così come previsto in sviluppo impresa, piuttosto che altre forme di vicinanza al cliente, rafforzerebbero il comparto notevolmente, perché diciamo si salterebbe un anello della catena se fossimo più presenti sui mercati globali. Sono percorsi costosi e complessi, non sono così facili. Tuttavia è vero che diverse aziende sono strutturate senza ancora magari riuscire a fare quel balzo gigantesco. Ma ci sono aziende sia nel Manzanese che nel Pordenonese che hanno fatto della vendita online o dell'approccio commerciale digitale la propria strategia vincente, e su questo insomma siamo ben felici. Chiaramente non si può pretendere di avere tutto subito, no? Come si dice in gergo tecnico, però lei mi insegna che dalle tragedie rimane sempre, no? quel piccolo focolaio, quel piccolo barlume, no? Per riprendere poi, non dico immediato, però insomma la storia ci insegna che da una tragedia poi si esce come l'araba fenice in un certo senso, no? Di sicuro, se no non saremmo imprenditori. Chiaro, non si può mollare. Senta, per quanto riguarda invece i mercati, no? In questo momento la situazione, come ha detto lei, causa la pandemia, non è che dobbiamo scoprire l'acqua calda, è una situazione un po' così grigia, chiaroscura, diciamo come vogliamo. Però i mercati sono fondamentali, no? Ecco, mercato europeo? Mercato europeo non bene, non bene. Cioè l'Inghilterra, dipende anche lì, dipende dal settore. Residenziale, il pannello, piuttosto diciamo, mercato europeo peninsulare come sta andando? Ecco, diciamo che Germania allora, non brilla, Francia neanche, ci sono stimoli dall'America, dall'Asia, no? Quindi
Diciamo che da America, Levante e da Ponente c'è più richiesta, ecco, tanto per essere sì, chiaro. sì, sì, l'Inghilterra speriamo che riparta, però ricordiamoci che l'Inghilterra è una piattaforma commerciale per tutto il mondo, non è che tutti i mobili che vanno in Inghilterra finiscono in Inghilterra, Certo. ma sicuramente è complesso. Chiaro. Senta, ecco, la cosa importante da sottolineare, lei parlava dell'Inghilterra, dunque entriamo nella Gran Bretagna, tanto per essere chiari, no? Come Regno Unito, il mercato per quanto riguarda i nostri 3 distretti, in particolare il distretto della sedia e il distretto del mobile, funziona più proprio come Inghilterra, che è quella che fa da traino, rispetto magari a Galles, Scozia o Irlanda del Nord e la stessa Repubblica d'Irlanda? Ma Irlanda molto poco l'export, se non mi ricordo il dato, però è proprio il Regno Unito. E il Regno Unito, Londra, i progetti, i grandi contractor li trovi anche li trovi a Londra, no? Per non parlare delle grandi catene distributive anche di mobili, quindi cucinieri, mobilieri, quindi sicuramente dobbiamo guardare al Regno Unito. Chiaro. Senta, per quanto riguarda invece, lei ha detto i due estremi, no? Levante e Ponente attira in questo momento, ha bisogno di materiale, principalmente per quanto riguarda l'Asia, l'estremo Oriente, Cina, Giappone. Cina. La Cina, per assurdo, pur esportando poco il Friuli Venezia Giulia in Cina, però è l'unico mercato che sostanzialmente è stabile, è un meno 1% nel 2020 rispetto al 2019. Adesso in Cina bisogna andarci, come sapete noi come cluster siamo spessissimo in Cina, eravamo spessissimo in Cina, bisogna andarci, prendere l'aereo, farli venire qui, cioè essere presenti in Cina è una sfida molto molto grossa, ma va ripresa in mano assolutamente. Certo, possiamo dire che un po' il messaggio che arriva è questo, no? Il grande mandarino cinese da una parte produce, non si ferma, ma anche dall'altra ha molta richiesta, no? Cioè ha fame in un certo senso, Assolutamente, no? Cioè sì. oltre a produrre vuole anche prendere, no? In un certo senso. Ma abbiamo anche noi mandato via 2 mesi fa un container di cucine per uno showroom che si sta allestendo, in cui non come cluster, ma come ICI della nostra società di sviluppo commerciale, di proprietà del cluster, abbiamo dato una mano a costruire questo showroom a Tianjin che speriamo a breve sia inaugurato. Certo. Secondo lei il mercato cinese rispetto agli altri mercati dove si è aperto dopo le varie dittature e via dicendo, è un mercato che avrà possibilità di richiesta a lungo termine, nel senso che se nei paesi dell'est, in un certo senso, dopo che sono caduti i vari regimi, si è creata la democrazia, in breve tempo, usiamo questo termine, si è consumata la domanda, nel mercato cinese sembra, sempre che non aprano ulteriormente, che il periodo di domanda sia molto più lungo rispetto a quello che abbiamo visto in passato per quanto riguarda l'est europeo. Sicuramente la Cina ha grandi strategie che ci sono sconosciute, no? Possiamo sperare di intuirle. Io ho vissuto quando avevo 20 anni in Cina un periodo, 23 anni, però la Cina compra, solo che pretende molto, e andare a vendere in Cina è molto difficile, molto difficile. Tuttavia, facendo un'azione di sistema, investendo per anni, per 2 o 3 anni, poi i risultati sono significativi se entri nei canali giusti. Quindi è un mercato, è il mercato del mondo in questo momento, non è solo un produttore, ma un grande acquirente. Certo. E questa è una cosa importante. Senta, invece i due colossi di un tempo, Stati Uniti da una parte e Russia dall'altra? Ma la Russia era stabile, stabilizzata, era sui 40 milioni di export, per dare un'idea, al Friuli Venezia Giulia, il doppio della Cina, la Cina 20, no? Però la Cina è passata da 12 a 20 in 2 anni, no? La Russia è stabilizzata sui 40 milioni, 43, sono dei canali dei mobili in particolare, e da lì non ci sposteremo probabilmente, perché comunque la Russia sta privilegiando molto un approccio vieni a produrre qui, ti apro un po' i canali, non produci qui, non ti apro i canali. Ma i problemi legati alle varie crisi, tra parentesi, in particolare con questi dazi che vengono imposti e via dicendo, si sono fatti sentire per quanto riguarda il nostro territorio? Ma sì, però non stiamo neanche parlando, è stabile, sono 4-5 anni che è stabile. Il grande problema è stata la svalutazione nel periodo 2008. Nel 2008 abbiamo perso da 160 milioni di export che facevamo in Russia, se non ricordo male, siamo passati giù a 60, abbiamo perso 80, cioè in un anno abbiamo perso 80 milioni.
è una Certo. cifra altissima, cioè, sparisce una Però casa. comunque diciamo che la porta è sempre aperta, questa è la cosa importante. Insomma. Sì, 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 con la Russia, ma anche cioè, Russia, Stati Uniti, l'arredo della nostra regione è apprezzato e portato con attenzione sui mercati. Chiaramente anche noi avevamo l'ufficio a Mosca. Mosca è una città, dal mio punto di vista, meravigliosa, dinamica, sempre più attenta alla qualità e la pretende giustamente. Non esiste più quel modello del faccio produco, speriamo che vada bene. Chiaro. Bene, direttore, io la ringrazio per la partecipazione, rimaniamo, come si dice, in contatto se ci sono novità e ricordiamo, anzi approfittiamo della sua presenza, ricordiamo che la prossima settimana, come ci ha già accennato, ci sarà un secondo incontro chiaramente in streaming tra gli istituti del Friuli Venezia Giulia e i vari imprenditori presenti per far conoscere e, perché no, lanciare quell'ulteriore messaggio per dire attenzione, va bene il moderno, va bene andare avanti, ma non dimenticatevi le radici storico-culturali del territorio. Assolutamente sì, mercoledì prossimo con gli studenti, quindi grazie mille per averlo ricordato. Bene, grazie a Carlo Piemonte, ricordo ancora, direttore del cluster Arredo Casa Legno del Friuli Venezia Giulia, per l'intervento. Per quanto ci riguarda, un saluto a chi è in diretta, dunque alle 9:20 esatte in questo momento. Linea diretta torna alle 13:30 con l'informazione. Avremo, vi dico subito, collegato con noi Giuseppe Napoli, che è il presidente dell'ANCI Federsanità del Friuli Venezia Giulia, perché ci sono importanti notizie da comunicarvi per quanto riguarda il discorso legato alla pandemia in regione e eventuali strutture da utilizzare per quanto riguarda insomma i ricoveri e via dicendo. Grazie ancora per la visione e l'ascolto, Mandi, e alla prossima. Mandi. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia.